Lucio Gianni del Grande Nord, buonasera Gianni. Buonasera a tutti. Lucio Gianni. Ma guardi direttore, io ho ascoltato attentamente gli interventi prima che mi hanno preceduto e mi veniva anche un po' da sorridere se la situazione non fosse tragica, perché quando mi sento dire che aspettiamo il 27 di maggio per vedere cosa succede, che finalmente cominceranno a parlare, significa che noi siamo fermi. È uno Stato dove abbiamo delle grosse difficoltà, le vediamo tutti i giorni, anche se facciamo finta attraverso la pubblicità, attraverso gli slogan che i politici che stanno governando devono dire. Le realtà sono ben diverse da quello che ci dicono e noi abbiamo due vice ministri che continuano a litigare per una manciata di voti. E il problema non è, come dice il Presidente Ciambetti, che il motivo è per l'Europa, per cambiare l'Europa, perché effettivamente il motivo è che per un'egemonia in Italia. Oggi è inutile parlare di centrodestra, Salvini non ne frega niente del centrodestra, Salvini gli interessa, lui pensava col successo che aveva avuto di far morire completamente quel residuo di centrodestra per riuscire ad arrivare lui a primeggiare completamente. In realtà ancora una volta è stato dimostrato che è stato utilizzato e che adesso praticamente lo stanno facendo lentamente attaccare per farlo scomparire, per farlo morire. La realtà di questi giorni è una realtà spaventosa. Noi ci mettiamo di fronte a uno Stato che non ha un progetto. Noi ci troviamo di fronte a uno Stato dove dicono abbiamo bisogno di un governo tecnico, in realtà è già un governo tecnico perché abbiamo un tria che manda in giro per il mondo il Presidente del Consiglio e due vice ministri per poter lui continuare a dialogare e continuare a dirigere. Poi mi si viene a dire le solite frasi fatte che si usavano in Lega, Presidente Ciambetti, il meridione, i sanguisughe, cosa fa? Ma la Lega non si chiama più Lega Nord, si chiama Lega Italia. Anche se è scritto Lega Salvini. Allora è inutile andare a tirare fuori ancora le solite frasi quando la realtà è un'altra. Si è abbandonato, si è tradito quel successo elettorale fatto col voto sull'autonomia, dove per la prima volta i veneti hanno avuto un sbalzo di orgoglio e tutti i veneti si sono sentiti veneti e hanno votato Veneto. Al di là, mi lasciate finire per favore, vi ho ascoltato, ho detto che i veneti, al di là delle appartenenze politiche, hanno avuto uno sbalzo di orgoglio e hanno votato da veneti e quindi hanno dato una risposta chiara pretendendo un'autonomia che non ci stanno dando, ci stanno prendendo in giro. Stefani, io se fossi la Stefani me ne sarei già andata sbattendo la porta. In realtà anche lei sta procedendo per un cammino probabilmente in previsione che Zaia non potrà riessere rieletto e qualcuno all'interno della Lega dovrà prendere il posto di Zaia. Questo noi vogliamo il nostro Presidente lì per sempre. Non lo metto in dubbio quello che volete voi, poi in realtà vedremo cosa vogliono gli elettori. Solo noi da quello che, non solo io e Ciambetti, mi pare che tanti veneti lo vogliano. Mi pare che sia il governatore più alto d'Italia, così sì. Io vedo un'altra cosa, vedo un altro mondo. Sì, ma è vero, non so se siete costretti a vedere certe cose perché per non essere picchiati. Picchiati, perché credo che ormai abbiamo l'età della ragione, vero? Un pochino. Sì, penso di sì, penso soprattutto che sia finita l'epoca in cui ci si azzuffa perlomeno i vertici e la base che al limite si picchia, ma i vertici restano intoccabili. No, io dicevo che al di là che Zaia sia il presidente più amato degli italiani, resta il fatto che dovrà essere sostituito. E è innegabile, non mi venite a dire che c'è sotterraneo una battaglia, una ricerca di arrivare a essere pronti a chi dovrà sostituirlo. E tutto questo, la battaglia per arrivare a primeggiare all'interno dopo il voto del 26 maggio, la battaglia per arrivare a primeggiare in Europa, resta il fatto che comunque c'è una realtà che ha tradito un mondo del nord a favore, dando tutto quello che si poteva dare e ancora di più di quello che avevano al sud.
questo potete dire quello che volete, ma la realtà e i cittadini lo vedono, potete contraddirmi perché sicuramente mi contraddirete perché voi siete dall'alto dei vostri titoli, dei vostri posti che occupate, dal basso vostra del gruppo Zaia nel popolare. 2020 può ricandidarsi, quindi tranquillizza. Ma io, guarda che io stimo e ammiro Zaia, ho votato per Zaia in tutte le elezioni in cui si è candidato, quindi non ho problema di dire che Zaia non sia un buon presidente. Resta il fatto che Zaia dovrà essere sostituito. Io sto dicendo che c'è già una battaglia sotterranea per chi dovrà prepararsi a sostituirlo. Probabilmente anche tu, Giambetti, in qualche maniera avrai ipotizzato un percorso per arrivare in qualche maniera a continuare a restare all'interno del Consiglio dove regionale. sono utile, quindi Sì, sono convinto, Allora, tra ci poco conosciamo avremo qua da parecchi candidato anni. Lucio Gianni, poi andiamo in pubblicità. Ma sì, io capisco l'amico che è in campagna elettorale, quindi certe cose le deve dire, ma io credo di conoscere il movimento di Grillo perché ho cominciato a seguirlo interessato ancora molto tempo prima che entrassi in politica, quando lui cominciava, fra l'altro, fra parentesi, sto ancora aspettando l'automobile che va ad Acqua, che lui ha presentato in televisione come possibile, come progetto ormai fatto. Ma io ho cominciato a seguirlo attorno al 2007, quando ho cominciato a leggere i suoi libri, a seguire i suoi spettacoli, a seguire i primi gazebi che faceva soprattutto nella zona dell'Emilia Romagna e di Rimini. Quindi diciamo che io ho cominciato a seguire il Movimento 5 Stelle prima che fosse il Movimento 5 Stelle, ma che era... E devo dire sinceramente che a volte quando guardo i grillini penso a malincuore che forse si stava meglio quando si stava peggio, perché l'improvvisazione, l'incapacità, oggi è inutile dire è una nuova classe, tutti i comuni dove hanno fatto un sindaco grillino, la volta successiva ha vinto il PD e quindi hanno preparato il terreno a una svolta molto importante. Quindi secondo me è gravissimo pensare che ci sia persone del nord e soprattutto veneti che votano 5 Stelle quando che sappiamo benissimo che è un partito meridionalista, è un partito che porterà, ma sì dai, è vero che sei in campagna elettorale e quindi accettiamo tutto quanto. È nato proprio qui, nel senso che qua il gruppo di Venezia è uno dei primi parlare, per favore, cominciamo a rispettarci, credo che cominciamo a rispettarci. Allora, questa realtà è, diciamo che a Chioggia sto vivendo tutti i giorni, ho il sindaco e la maggioranza grillina, quindi diciamo che lo vivo. Ho vissuto molto bene quando ero assessore provinciale Venezia la realtà di Miera, che oggi ha il sindaco del PD, quindi diciamo che conosco, non sto parlando a vanvera, conosco la realtà. Allora, che poi mi si venga a dire che questa alleanza è un'alleanza che ha dovuto essere per non andare a voto, dico che è un'alleanza che probabilmente è stata fatta perché molte persone non hanno voluto andare a casa, perché il 70% degli onorevoli, sia da una parte che dall'altra, probabilmente non sarebbero più tornati a Roma se si fosse andati a votare ancora. Cioè si va su e poi non si fa il governo perché non si può, cioè si fa un governo. Sì, che litiga tutti i giorni, che non fa niente, che non governa, ma che che fa piangere gli italiani. Chiedo scusa e continuo a avere ancora io la parola finché non andremo in pubblicità. Scusa, rispetto, se questo è il modo in cui devo fare l'eurodeputato, scusami, lascerai anche parlare di altri. Ma si può interloquire ogni tanto, sì, interloquire, ma non interrompere, mi fa perdere anche il pensiero. Se parla solo di noi io rispondo. Prima ho parlato di Ciambetti, credo che Ciambetti non mi abbia né picchiato. Poi dopo gli daremo la replica. Allora io invece tornavo a due email. Ma il Sud non si vergogna di mangiare a sbaffo e diffidate da chi è in giacca e cravatta. No, ma perché il Sud dovrebbe lamentarsi di mangiare a sbaffo? Il Sud è sempre vissuto in questa maniera, sappiamo benissimo la realtà della Calabria dove non hanno mai avuto un bilancio della sanità, sappiamo benissimo come si è andati avanti fino adesso. Quello che mi preoccupa è il fatto che ci sono dei personaggi del nord del Veneto che in questo momento stanno tirando la volata e la carretta al sud, ai meridionalisti, a quelli che continueranno a vivere a sbaffo. L'ultima cosa veloce, certamente non mi è simpatico Salvini, è chiaro che non mi è simpatico perché io reputo quella persona che ha un po' tradito quelli che erano i progetti e le aspettative del nord, però trovo assolutamente, al di là della libertà, rispetto alla libertà, quel video, quello che è successo lo trovo assolutamente inaudito, inaccettabile che sia portato anche a livello nazionale. Perché? Perché così si attira l'attenzione a un fatto
grave, a un fatto in cui sicuramente si divide l'opinione pubblica tra chi è a favore e chi è contro, ma si dimentica di quelle che sono le realtà. Oggi abbiamo un governo che non ha progetti, che non ha progettualità. Oggi dobbiamo puntare l'attenzione su avere delle idee chiare e pretendere delle risposte e delle proposte, al di là dei slogan per andare a votare. Noi i cittadini pretendono dei progetti e non degli spot elettorali.